Quanta paura ha avuto quando ha visto Aaron in quelle condizioni? Beh, ci sono rimasto un po' scioccato, diciamo, perché non è una cosa di tutti i giorni, insomma. Anche perché lui è tranquillissimo, si vede che è un cane tranquillissimo. Sì, 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 sì. Non è mai stato aggressivo con nessuno. No, 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 no. È buonissimo come cane, docile. Ecco, è stato provvidenziale il fatto che voi abbiate chiamato immediatamente il veterinario e E l'abbiamo portato lì e subito il veterinario ha estratto la freccia e messo i punti e grazie a Dio è salvo. È molto emozionato Tobia Pastrello, il proprietario di Aaron, il meticcio di 1 anno e 4 mesi, protagonista di una storia tremenda, colpito da una freccia al collo il giorno di Pasqua, ve lo abbiamo raccontato, ha rischiato di morire e Tobia ha vissuto momenti di vera angoscia perché c'è un legame fortissimo tra lui e il suo cane, che poche ore dopo l'intervento è più in forma che mai. E il giorno di Pasqua, cioè, non penso sia una bella azione quella che è stata fatta, anche perché in un giorno di festa così non è una bella cosa, soprattutto nei confronti di chi non può difendersi. Oltre a questo, a Tobia, che vive a Fontaniva in un camper, sono arrivate delle minacce. Molte persone sono venute a dirmi che me l'avrebbero fatto togliere perché secondo loro non è un posto adeguato. Questo è successo anche poche ore fa. Io il mio cane non lo voglio lasciare, Perché dicono che lei lo deve lasciare? perché secondo loro non è un posto adeguato stare dentro il camper perché è piccolo e così, però io lo faccio uscire tutti i giorni, non è che lo lascio là dalla mattina alla sera, viene con me in giro la maggior parte delle volte. E nelle scorse settimane i soliti ignoti hanno persino danneggiato il camper dove vivono Tobia e il suo Aaron. Mi hanno rotto i vetri, l'hanno proprio scassinato, sono entrati dentro, mi hanno rotto finestre e anche all'interno ci sono dei danni, però non so chi possa essere stato. Sono azioni mirate secondo lei? Ma non lo so, cioè, io spero di no, anche perché non ho mai fatto niente di male a nessuno. In tutto questo il ragazzo ha un solo pensiero. Vorrei mai che me lo portassero via. Vedremo come si evolve il tutto dal momento che è stata sporta una denuncia ai carabinieri e se Tobia si trovasse davanti chi ha ferito il suo cane. Non ci sono parole da dire. Non... C'è rabbia. Sì, molta. Intanto Aaron si avvicina sfrontato al microfono perché è chiaro che ha già fiutato l'odore del successo.